tua croce, oh Dio, amerò, e con te nel mondo la porterò. Oh Signore mia, vera libertà, se con me sarai, io ti seguirò. Mostrami la via per raggiungere te, venga il tuo spirito in me, donami la grazia per rimanere sulla via che mi porta a te. La tua croce, oh Dio,
per il tempo che il Signore ci aveva dato, l'ha data a questa Chiesa, l'ha data alla Chiesa universale. È un ricordo nella preghiera di memoria di tutto il bene che il servo di Dio ha fatto, ed è un'implorazione, perché se questa è la volontà di Dio, ecco, vengano riconosciute le virtù eroi che possa essere proclamato beato. Questa è l'invocazione che continuiamo a fare. Quindi ci uniamo nella preghiera di lode alle nostre carissime suore, Madre Teresiana, a tutte le suore figlie di Gesù crocifisso. E dopo un saluto iniziale a tutti voi che partecipate a questa Santa Eucaristia di memoria, alle autorità, al signor Sindaco, alle altre autorità presenti, ai sacerdoti, a tutti gli amici. Vedo anche un gruppo di giovani, un gruppo di ragazzi, ecco, a tutti voi il mio saluto, il nostro saluto e il nostro ringraziamento per la vostra presenza, non senza aver in particolare saluto al carissimo fratello Monsignor Dolfino, vescovo di Abruzzo. Per essere degni di partecipare a questa Santa Eucaristia riconosciamo i nostri peccati e ne domandiamo perdono al Signore. Dalla lettera di San Paolo Apostolo a Filemone. Fratello, la tua carità è stata per me motivo di grande gioia e consolazione, perché per opera tua i santi sono stati profondamente confortati. Per questo, pur avendo in Cristo piena libertà di ordinarti ciò che è opportuno, in nome della carità, piuttosto ti esorto io, Paolo, così come sono, vecchio e ora anche prigioniero di Cristo Gesù. Ti prego per Onesimo, figlio mio, che ho generato nelle catene, lui che un giorno ti fu utile, ma che ora è utile a te e a me. Te lo rimando, lui che mi sta tanto a cuore. Avrei voluto tenerlo con me, perché mi assistesse al posto tuo, ora che sono in catene per il Vangelo. Ma non ho voluto fare nulla senza il tuo parere, perché il bene che fai non sia forzato, ma volontario. Per questo, forse, è stato separato da te per un momento, perché tu lo riavessi per sempre, non più però come schiavo,
schiavo, ma molto più che schiavo, come fratello carissimo, in primo luogo per me, ma ancora più per te, sia come uomo, sia come fratello nel Signore. Se dunque tu mi consideri amico, accoglilo come me stesso. E se in qualche cosa ti ho offeso o ti è debitore, metti tutto sul mio conto. Io, Paolo, lo scrivo di mio pugno, pagherò io, per non dirti che anche tu mi sei debitore, e proprio di te stesso. Sì, fratello, che io possa ottenere questo favore del Signore. Da questo sollievo al mio cuore in Cristo. Parola di Dio. Chi
In quel tempo i farisei domandarono a Gesù: quando verrà il regno di Dio? Egli rispose loro: il regno di Dio non viene in un modo da attirare l'attenzione, nessuno dirà eccolo qui oppure eccolo là, perché il regno di Dio è in mezzo a voi. Disse poi ai discepoli: verranno giorni in cui desiderate di vedere anche un solo giorno del Figlio dell'uomo, non lo vedrete. Vi diranno eccolo là oppure eccolo qui, non andateci, non seguite, perché come la foglia guizzando brilla da un capo all'altro del cielo, così sarà il Figlio dell'uomo nel suo giorno. Ma prima è necessario che egli soffra molto e venga rifiutato da questa generazione. Parola del Signore. Questo appuntamento annuale nell'anniversario della morte del servo di Dio Padre Salvatore Vito risponde al bisogno di una grata memoria, fatto di preghiera e di lode al Signore, ma anche di consapevolezza del ricco patrimonio di fede, di passione apostolica, di carica evangelica ed educativa, di santità di vita che Egli ci ha lasciato. È un patrimonio di cui le nostre carissime suore missionarie, figlie di Gesù crocifisso, sono le prime debitrici e custodi, ma è anche un patrimonio per tutti noi, per la nostra diocesi e per la Chiesa intera. La presenza e l'opera di Dio è discreta, non sempre evidente a una visione frettolosa. Essa passa attraverso lo sguardo misterioso e fragile dei cuori, che richiede interiorità più che apparenza, silenzio più che rumore. Il regno è già in mezzo a noi. In lui, a leggere bene, troviamo molti dei tratti ecclesiali e pastorali proposti oggi da Papa Francesco. Quello di una Chiesa in uscita, non chiusa in se stessa, verso le periferie esistenziali della società, capaci di profezia contro la povertà e l'emarginazione, di prossimità ai poveri e alle vittime di ogni forma di ingiustizia e discriminazione. Oggi, potremmo dire, sarebbe un fervente annunciatore e artefice di una Chiesa sinodale, sempre aperta all'ascolto e alla condivisione, per una Chiesa dalle porte aperte, che supera la sindrome della cittadella assediata, per farsi vicina agli uomini e alle donne del nostro tempo con passione evangelica. 31 anni fa Padre Vico lasciava questa terra sazio di anni e di una vita intensamente vissuta, ma con un animo sempre giovane e con fresca speranza. Ecco, dall'alto, questa è la nostra preghiera di oggi, dall'alto tende alle sue suore e a tutti noi la freschezza giovanile e l'entusiasmo apostolico che lui ha sempre avuto fino all'ultimo istante della sua vita terrena. Così sia. Padre, confermaci nella fede e nella carità. Padre, confermaci nella fede e nella carità. Padre misericordioso e fedele, tu che doni energie sempre nuove alla tua Chiesa, fa che il Papa, il nostro Vescovo Sebastiano,
tutti i vescovi, i presbiteri e i diaconi riaccendano nelle comunità la passione per il Vangelo, il desiderio di annunciarlo con gioia, la disponibilità ad essere trasformati dai suoi doni di grazia. Noi ti preghiamo. Padre onnipotente ed eterno, autore della sapienza, ispira le menti e i cuori dei governanti, accresci in loro il desiderio di edificare la civiltà terrena nella ricerca sincera del tuo regno. Concedi nella tua misericordia la pace a tutti i popoli. Noi ti preghiamo. Padre di ogni grazia, che hai dato al servo di Dio, Padre Salvatore vivo, il privilegio di essere strumento del tuo amore e della tua misericordia nella Chiesa di Tempio Anturias, concedi per sua intercessione alla nostra diocesi e alla Chiesa universale il dono di santi sacerdoti e di sante vergini consacrate. Noi ti preghiamo. Padre, fonte di misericordia, concedi ai sacerdoti che ci hanno lasciato di godere la pienezza della vita e la gioia della tua luce eterna, e sostieni quanti sono provati dalla sofferenza del distacco, donando loro conforto e speranza. Noi ti preghiamo. Padre Santo, nel ricordo del 31esimo anniversario della nascita al cielo del nostro fondatore, fa che ogni figlia di Gesù crocifisso, fedele ai suoi insegnamenti e al carisma della congregazione, annunci con gioia l'amore di Dio al mondo e si doni con generosità nel servizio dei più poveri. Noi ti preghiamo. Padre, confermaci nella fede e nella carità. Padre Santo, fonte di ogni carità, benedici la nostra congregazione, perché rinvigorita nella grazia della vocazione e della missione e rafforzata nei vincoli di comunione, possa esprimere il Vangelo della carità con la carica profetica del Padre fondatore. Noi ti preghiamo. Padre, confermaci nella fede e nella carità. Ricordiamo nella nostra preghiera, gliel'ho promesso in un messaggio che vi ho mandato prima di questa celebrazione, ricordiamo nella messa e nella nostra preghiera il nostro carissimo Monsignor Paolo Azzei, affidando la preghiera di intercessione anche del servo di Dio, Salvatore Vico, ecco, perché per essa possa tornare in mezzo a noi nella Chiesa Santa, nella pienezza della sua salute e dell'esercizio del suo ministero. Per questo preghiamo. Accogli, Padre Santo, queste nostre preghiere. Te lo chiediamo per l'intercessione di Maria Santissima, nostra Madre, Madre di Cristo e Madre nostra, e per i meriti di Cristo Gesù, nostro Salvatore. Amen. Amen.
Padre Onnipotente. Per i doni che ti offriamo, Signore, fa risplendere la tua luce sulla Chiesa, perché in ogni parte della terra il gregge progredisca nel bene e sotto la tua guida i pastori siano graditi al tuo nome. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente dell'eterno. Cristo, Signore nostro, volle la sua Chiesa, sale della terra, luce del mondo, città posta sul monte, perché tutti possano arrivare alla conoscenza della verità ed essere salvati. Per realizzare questa missione tra le genti, hai suscitato nel tuo popolo santo San Leone Magno e gli hai donato una profonda conoscenza dei divini misteri, perché con la sapienza da te ispirata fosse lampada di vivo fulgore a gloria del tuo nome. Illuminati dalla sua dottrina e dalla sua testimonianza, con animo grato e gioioso ci uniamo ai cori celesti per cantare senza fine l'inno della tua lode. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete di tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, con il nostro fratello Vescovo Sebastiano, i presbiteri e i diaconi. Ricordati del nostro fratello, sacerdote, servo di Dio, Padre Salvatore, che hai chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo lo hai unito alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Leone Magno e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. Ave Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, Che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Preghiamo. Guida con bontà, o Signore, la tua Chiesa che hai nutrito a questa santa mensa, perché, condotta dalla tua mano potente, cresca nella perfetta libertà e custodisca l'integrità della fede. Per Cristo nostro Signore. Amen. È un momento che attendo con vera gioia ogni anno, perché mi permette di esprimere la gratitudine a tutti voi che arrivate numerosi per unirvi a noi nella lode e nel ringraziamento per la vita del nostro fondatore e per unirvi anche alla Chiesa diocesana, perché, come diceva il Vescovo, la Chiesa diocesana celebra la memoria di un suo sacerdote, di un sacerdote esemplare che ha lasciato il segno indelebile di una fraternità e di una tenerezza incredibile. Allora, e padre è un esempio luminoso di fedele, umile e laborioso sacerdote. E questa è la cifra che meglio lo caratterizza. Un sacerdozio il suo, non vissuto negli apparati della Chiesa che danno lustro e grandezza, o nei servizi pur necessari di palazzo, ma nella quotidianità umile e mansueta del pastore, che nell'Eucaristia spezza ogni giorno il pane e la parola, che feconda la vita della comunità, la educa alla fede, la forma al servizio della carità, la incoraggia nella speranza. Ora che il ricordo di Padre è ancora capace di scaldarci il cuore, rendiamo lode al Signore per la sua vita e impegniamoci a imitare le sue virtù, il suo farsi dono agli ultimi, il suo gioioso abitare la città terrena guardando il cielo, la sua capacità di realizzarsi nel piccolo spazio della città di Tempio come cittadino del mondo, non sentendosi mortificato dal limite, ma sapendo superare, bucando l'orizzonte e guardando agli interessi universali della Chiesa. Diciamogli grazie per il luminoso esempio di uomo di Dio, di sacerdote a misura di Cristo. Diciamoglielo coralmente, perché insieme che vogliamo celebrare nella festa il Padre che Don Salvatore Vico è stato per tutti noi. Credo che noi sacerdoti faremo tesoro sia della preghiera che costantemente le suore figlie di Gesù crocifisso su mandato del Padre fondatore continuamente fanno ogni giorno. Sono invitate ad essere vittime immolate per la santificazione dei sacerdoti. Ma la Madre oggi non ha mancato, come in qualche altra occasione, di rivolgere anche una parola incoraggiante e orientatrice per il nostro ministero. Grazie a nome di tutti i sacerdoti, carissima Madre Feliciana. Il Signore sia con voi. Dio vi conceda di portare nella vita i frutti del sacrificio a cui avete partecipato in forza del vostro sacerdozio regale. Egli che vi ha radunati alla sua mensa e vi ha nutriti dell'unico pane, faccia di voi un cuor solo e un'anima sola. Annunziate il Vangelo con la testimonianza della vita, perché tutti gli uomini riconoscano il Cristo Signore. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Nel nome del Signore andiamo in